Grazie Marco. Dovrei dare davvero 1000 ringraziamenti. Il primo lo voglio dare a tutti voi che avete riempito il teatro, è bellissimo. 2 ore di conferenza-concerto, vedere il teatro ancora pieno, vuol dire che abbiamo tanto amore per le nostre tradizioni e questo merita forse l'applauso più grande di questa sera. Avremmo voluto farne una sorpresa finale, ma c'è talmente caldo che la riserviamo magari a fuori, ci prendiamo una boccata d'aria e vi accogliamo nella corte della vetreria insieme ai nostri amici cantatori. Vi dedichiamo un brano, tutti i suonatori presenti, i nostri amici cantatori, vi dedichiamo un brano insieme e poi, come consuetudine, tutti i suonatori di Leonidas presenti faranno questo concertone finale. Ne approfitto anche per dirvi che ci farà piacere condividere con voi un momento di convivialità, quindi mangeremo insieme qualche dolcetto sardo e i suonatori suoneranno in libertà i balli sardi fino a che avrete voglia di ballare. E quindi grazie ancora, ringrazio sempre in maniera particolare i miei amici suonatori di Leonidas che ci sostengono in questo cammino difficile, molto difficile, complicato, però la vera anima dell'associazione sono loro, sono i suonatori. Permettetemi questa sera il ringraziamento particolare, lo voglio allargare, mi sento socio anche di un assozio allargato e sono i nostri amici cantadoris che oggi davvero ci hanno, ci sentiamo simili a loro, la nostra passione, il nostro amore l'abbiamo vista nelle loro voci, nelle loro espressioni, nelle loro parole. E quindi grazie molte Alberto, Antonio, Paolo e Tonio, perché intanto lo voglio dire, siete stati con noi in maniera completamente spassionata, gratuita, e questo ci ha permesso di condividere insieme un altro momento di arricchimento. In queste occasioni si va via sempre più ricchi e questo anche grazie a Marco Luzzu che ha portato avanti il discorso in maniera veramente intoccabile come sempre. Grazie a Campos, grazie alla comunità di Collinas per essere stata con noi, grazie al Coro di Bosa, graditissimi ospiti come sempre. A Trusano Mellus e vi aspettiamo fuori con Ugumbidu. Ciao a tutti.